Inaugurata oggi presso l'Istituto Leonardo la mostra itinerante curata dall'ANSA dedicata ai magistrati Falcone e Borsellino. Diverse le operazioni dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia per il controllo del territorio e il ripristino della legalità. Lacrime e commozioni per l'ultimo saluto alla signora Calogero Paino. La CISL regionale presenterà domani a Palermo le 15 proposte al Presidente della Regione Schifani per migliorare la Sicilia. La Costa del Mito alla Fiera di Milano. Il WWF celebra la giornata del suolo a Porto Empedocle. Il Sor Optimis arreca il mutuo per la violenza contro le donne. La Moncada vince contro la squadra del Treviglio, prossimamente ad Agrigento la nuova edizione del Mediterranea Padel Cup. Benvenuti all'edizione odierna di TV Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con l'inaugurazione presso l'Istituto Leonardo di Agrigento, diretta dalla professoressa Patrizia Pilato, la mostra curata dall'Agenzia Regionale ANSA su Falcone e Borsellino. All'evento erano presenti anche il procuratore della Repubblica facenti funzioni Salvatore Vella, il prefetto di Agrigento Rita Cocciufa e il responsabile dell'Agenzia ANSA, il giornalista Franco Nuccio. A seguire il dibattito con gli alunni, la proiezione di un video documentario moderato dalla collega Concetta Rizzo. Eravamo sul posto, abbiamo seguito l'evento. Inaugurata stamani presso l'Istituto Leonardo di Agrigento la mostra fotografica Falcone e Borsellino, ideata e realizzata dall'agenzia giornalistica ANSA. Per l'occasione presente il direttore della redazione regionale Franco Nuccio, a tagliare il nastro il prefetto di Agrigento Rita Cocciufa, il procuratore Salvatore Vella, la dirigente scolastica Patrizia Pilato. A seguire un dibattito presso l'aula magna dell'istituto moderato dalla collega Concetta Rizzo. Presente anche il capo della DIA di Agrigento, dottor Roberto Cilona. Nel corso della manifestazione anche la produzione di un docufilm che ha fatto vedere i momenti più cruciali di quel periodo indimenticabile per la nostra terra, che ha visto cadere tanti magistrati valorosi nel compimento del loro dovere, tra questi appunto Falcone e Borsellino. La mostra potrà essere visitata fino al prossimo 18 dicembre dalle 9 alle 12 presso l'atrio dello stesso istituto agrigentino. Per noi ha un significato immenso, perché è una mostra che ci parla dell'eredità di Falcone e Borsellino, e per noi l'eredità di Falcone e Borsellino è l'eredità l'esempio di due uomini che si sono donati allo Stato, alla ricerca della giustizia, all'affermazione della legalità, e dei quali noi prendiamo doverosamente il testimone come cittadini e come donne e uomini di scuola, per la formazione delle nuove generazioni che improntano sull'educazione alla legalità il loro percorso formativo. Quando resterà la mostra qui? La mostra sarà visitabile tutte le mattine dalle 9:30 alle 12:30 fino al 18 dicembre. Ora seguirà un dibattito ovviamente con gli alunni. Sì, l'eredità di Falcone e di Borsellino sarà il tema di un incontro che vedrà la presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, del procuratore dottore Vella, del dottore Cilona della DIA, e dei giornalisti, ma soprattutto dell'ANSA, che è l'agenzia giornalistica che di fatto ha organizzato la mostra e la sta portando in giro in tutta Italia. Da cosa nasce questa idea di una mostra itinerante e coinvolgere anche gli alunni dei vari istituti? Oggi siete qua al Liceo Leonardo ad Agrigento. L'idea di questa mostra è nata 10 anni fa insieme ai colleghi della mia redazione. Abbiamo pensato, dopo aver raccontato quello che era accaduto in Sicilia, tutti i vari episodi tragici della guerra di mafia e le stragi del 92, abbiamo pensato che bisognava lasciare memoria di quanto era accaduto, soprattutto dell'impegno e del sacrificio di Falcone e Borsellino, per cui abbiamo realizzato questa mostra con le foto del nostro archivio, ma anche con le immagini private che ci hanno donato le famiglie. Abbiamo realizzato anche un documentario attraverso le testimonianze di chi aveva conosciuto personalmente Falcone e Borsellino, dai familiari ai colleghi di lavoro. E tutto questo lo abbiamo fatto proprio per raccontare cos'era stato l'impegno
di due magistrati come Falcone e Borsellino, l'importanza che aveva rappresentato nella storia del nostro Paese, soprattutto ai ragazzi, agli studenti. Questa mostra è stata ospitata in diversi luoghi istituzionali, è stata a Montecitorio, alla Camera dei Deputati, è stata a Bruxelles, al Parlamento Europeo, ma soprattutto è stata in tour nelle scuole di tutte le regioni italiane, proprio perché l'obiettivo era quello di far conoscere a chi ancora non era nato nel 92, ai ragazzi, chi erano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e perché sono stati così importanti nella storia non solo giudiziaria, ma proprio nella storia del nostro Paese, e che cosa sono riusciti a fare con il loro impegno professionale per quanto riguarda la lotta alla mafia. Intanto ringrazio l'ANSA per questo evento, che è un evento itinerante, e per aver scelto una scuola di Agrigento, una scuola che è la testimonianza di una gioventù che cresce, di giovani che si affacciano alla vita, alle professioni, e che noi speriamo abbiano sempre davanti questo faro di quello che è la cultura della legalità, che poi in fondo è la cultura delle regole. Io dico spesso che il ricordo di Falcone e Borsellino non deve essere un ricordo sterile, ma deve costituire una sorta di faro, di testimonianza, perché in realtà 1992 per la Sicilia, ma per l'Italia intera, è stato un po' l'anno dello spartiacque, c'è un prima e c'è un dopo. Dopo abbiamo veramente assistito a un risveglio, una consapevolezza che comunque non si poteva andare avanti in un certo modo, e che le soluzioni, le ricette, il progetto, la strategia di questi due grandissimi magistrati, unitamente anche a tanti altri che li hanno preceduti, perché noi ricordiamo Terranova, ricordiamo Chinnici, ma anche i nostri, Livatino e Setta, quello che loro hanno sperimentato in maniera strategica, scientifica, era l'unica strada da percorrere per poter provare a emendare questa nostra terra da un cancro che purtroppo esisteva ed esiste ancora, stiamo attenti, da tanti anni. Quindi io credo che oggi sarà un bel momento anche di confronto con i ragazzi, un ulteriore seme che cerchiamo di gettare, ma sono sicura che poi i frutti piano piano arriveranno. È importante parlare di legalità, è sempre importante il ricordo. Quello che dobbiamo continuare a dire è che chi ha fatto questa attività meritoria per la Sicilia sono siciliani, nati in Sicilia, che hanno deciso di fare il loro lavoro e il loro dovere. Continuiamo a dire che non sono eroi, ma sono gente di questi territori che ha voluto bene a questo territorio e ha fatto del bene a questo territorio. Questo è l'esempio che dobbiamo continuare a raccontare anche ai nostri giovani e che dobbiamo raccontarci anche noi adulti. Non dobbiamo dimenticarci mai che il futuro non è soltanto nei nostri giovani, il futuro è nelle nostre mani. Dobbiamo essere noi adulti a lasciare un mondo migliore ai nostri ragazzi, non scaricare le nostre responsabilità sui ragazzi. Quindi è importante raccontare ai ragazzi, ma è importante raccontarlo con l'esempio. Quali sensazioni le suscita questa mostra? È un pezzo di storia che ha riguardato tutti noi, anche se non c'eravamo personalmente. Quello che è successo in quegli anni in Sicilia, per chi c'è stato, per chi era ragazzo, per chi era un po' più grande, è indelebile. E la cosa bella è che queste emozioni che noi provavamo e abbiamo provato in quegli anni, non faccio riferimento soltanto alle stragi, continuano ad arrivare a ragazzi che sono nati dopo gli anni 2000. E questa è una storia universale che tocca corde probabilmente che vanno al di là della giustizia, della legalità, tocca corde che continuiamo a sentire profondamente, perché continuiamo a capire che dietro queste azioni eroiche vi erano uomini e donne che ci credevano veramente, e questo ai ragazzi arriva. È una mostra che personalmente mi emoziona e sono onorata di essere qua. È una mostra che fa conoscere ai ragazzi la storia del giudice Falcone e Borsellino, che sono due eroi che in realtà sono due di quegli uomini che non sono morti, perché comunque restano le loro idee tra di noi, è quello che ci hanno tramandato. Due persone che hanno cercato di sradicare il cancro che attanagliava la Sicilia, soprattutto in quel periodo.
però mi viene da fare una riflessione, come ho detto ai suoi colleghi precedentemente, che l'anno prossimo, manca poco, ricorrerà il trentennale della morte di Falcone e Borsellino. Da cittadina e non da istituzione chiedo di voler sapere la verità. 30 anni sono tanti, ognuno di noi ha il diritto di conoscere la verità, anche perché la verità è il riscatto, noi l'aspettiamo per noi, ma anche per il giudice Falcone e Borsellino. I carabinieri della compagnia di Caltanissetta e del gruppo della Guardia di Finanza Nissena hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 11 persone indagate nell'ambito di un'inchiesta su una presunta frode carosello. I carabinieri della compagnia di Caltanissetta e del gruppo della Guardia di Finanza Nissena hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 11 persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata all'emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L'indagine, coordinata dalla locale procura, è stata avviata nel 2020 e secondo l'accusa avrebbe permesso di disarticolare un presunto sodalizio composto da imprenditori che attraverso una frode carosello avrebbero ottenuto a vario titolo un indebito risparmio d'imposta, simulando una serie consecutiva di vendite di prodotti mai usciti dai magazzini della società venditrice, con la collaborazione di aziende estere italiane rivelatesi delle cartiere. Il gruppo aveva collegamenti anche nella Repubblica Ceca, dove sarebbero stati creati soggetti giuridici fittizi necessari per la realizzazione delle frodi. Il meccanismo era semplice, emerge dalle indagini dell'operazione della sezione operativa dei Carabinieri e complessivamente le analisi contabili del gruppo della Guardia di Finanza di Caltanissetta sarebbe stato realizzato per favorire in modo prevalente una società di San Cataldo che avrebbe omesso di versare imposte per circa 2,5 milioni di euro derivati da un fittizio fatturato di circa 8 milioni di euro. Questo meccanismo, contesto alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, le avrebbe assicurato una posizione di supremazia nel mercato dei pneumatici venduto al pubblico a prezzi notevolmente inferiori a quelli determinati dalle regole della concorrenza e quindi a svantaggio delle imprese rivali. Tra gli indagati considerati costruttori, promotori e organizzatori del sodalizio sono stati posti agli arresti domiciliari, gli altri 8 sono stati sottoposti alla misura dell'interdizione dell'esercizio delle attività d'impresa e al divieto di assunzione di uffici direttivi delle persone per la durata di 1 anno. Parallelamente è stato anche eseguito un sequestro preventivo di circa 2,5 milioni di euro. L'indagine è stata eseguita anche con il contributo da parte di amministrazioni tributarie estere. E la Polizia di Sciacca, nell'ambito delle attività mirate a implementare gli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha esteso il raggio di azione anche al comune di Ribera, dove erano stati segnalati diversi episodi di microcriminalità. In particolare sono state fermate e controllate circa 130 persone, di cui talune interessati da pregiudizi penali e di polizia, 76 autovetture, elevate 25 sanzioni di violazione al codice della strada e il servizio. La Polizia di Stato di Sciacca, nell'ambito delle attività mirate a implementare gli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha esteso il raggio d'azione al comune di Ribera, dove erano stati segnalati taluni episodi di microcriminalità. Il dispositivo operativo, potenziato dalla presenza del reparto prevenzione e crimine di Palermo e dalla Polizia Stradale di Agrigento, ha complessivamente operato diversi controlli sotto il profilo della Polizia Giudiziaria, della Polizia Amministrativa, delle misure di prevenzione, della circolazione veicolare su tutto il territorio di Ribera. In particolare sono state fermate e controllate oltre 130 persone, di cui talune interessati da pregiudizi penali e di polizia, ben 76 autovetture, elevate 25 sanzioni di violazione al codice della strada, decurtazione di 10 punti, 3 veicoli sono stati posti sotto il vincolo del sequestro amministrativo e ritirate 3 carte di circolazione. 9 le persone sottoposte a misure restrittive, controllati presso le loro abitazioni, mentre in
materia di armi sono stati eseguiti 3 controlli ai detentori al fine di verificarne la corretta detenzione e ancora sono stati condotti 2 accessi amministrativi ad altrettanti esercizi commerciali destinati alla somministrazione e vendita di alimenti, bevande, di cui uno sanzionato in via amministrativa per assenza del preposto, violazione di cui il titolare è stato verbalizzato ai sensi dell'articolo 8 e sanzionato con una sanzione pecuniaria che va da 516 euro a 3.098 euro, con pagamento in misura ridotta di euro 1.032. Eroina in offerta nel Catanese, 3 dosi al costo di 2. Questa è la promozione lanciata sui cellulari dei clienti abituali di un gruppo di spacciatori a condizione familiare, sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Catania e il servizio. Era la promozione lanciata sui cellulari dei clienti abituali di un gruppo di spacciatori a conduzione familiare sgominato dai carabinieri del comando provinciale di Catania, che hanno eseguito un'ordinanza nei confronti di 14 persone. I reati ipotizzati dal GIP a vario titolo sono associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di droga. Gli indagati nell'operazione denominata 3x2 sono complessivamente 26 e 14 di loro sono destinatari dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP basata su indagini dei carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e della stazione di San Giovanni La Punta. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia in carcere per 9 indagati e l'obbligo di dimora di presentazione alla polizia giudiziaria per gli altri 5. Nella stessa inchiesta sono stati denunciati in stato di libertà altre 12 persone. Durante l'indagine sono state arrestate in flagranza di reato 8 persone e deferite altre 3, nonché sono stati recuperati 600 grammi di eroina. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Catania e hanno consentito di scardinare un sodalizio attivo nel capoluogo e nei centri etnei delle zone di Mister Bianco, Adrano, Mascalucia, San Giovanni La Punta, Piedimonte Etneo. L'accusa era con un preciso modus operandi. Il gruppo si occupava della vendita all'ingrosso e al dettaglio di partite di eroina, approvvigionando anche altre organizzazioni malavitose dell'Interland. Dall'indagine è emerso un articolato sistema di gestione del traffico di stupefacenti, i cui proventi illeciti, stimati in diverse centinaia di migliaia di euro, circa 3.000 al giorno, venivano sia reinvestiti nel mercato della droga attraverso l'acquisto di 3 kg di eroina al mese. I soldi erano utilizzati per il mantenimento dei vertici dell'associazione, degli spacciatori, pagati con una sorta di stipendio fisso più una commissione sul quantitativo smerciato. In particolare, come dice la Procura di Catania, il sodalizio, al fine di aumentare i volumi di vendita, inviava sui cellulari dei clienti abituali delle vere e proprie offerte promozionali 3x2, pubblicizzando la possibilità di acquistare 3 dosi al costo di 2. Al vertice del gruppo, che è accusato di spacciare eroina a Catania e provincia secondo la Procura etnea, ci sarebbe stato il nucleo familiare riconducibile ad Antonio Mannino, all'epoca detenuto agli arresti domiciliari, il quale attraverso i suoi 2 figli Domenico e Salvatore avrebbero gestito il traffico illecito servendosi di molteplici sodali o gruppi criminali, ognuno avendo una specifica area geografica di competenza. L'operazione è stata eseguita nelle province di Catania, Messina, Palermo, Enna, Cosenza e Benevento, oltre 200 carabinieri del comando provinciale del capoluogo etneo. Lacrime e commozione per l'ultimo saluto alla signora Calogero Paino. I familiari hanno voluto realizzare un video per documentare i funerali che si sono tenuti nella chiesa della Provvidenza allo Stadio Seneto. Lacrime e commozione per l'ultimo saluto dato alla signora Calogero Paino. I familiari hanno voluto realizzare un video per documentare i funerali che si sono tenuti nella chiesa della Provvidenza nello Stadio Seneto. Ai figli Angelo, Ferdinando, Anna, Rita e Marco si sono stretti attorno familiari e amici. Assente il marito Salvatore Flori, ricoverato in ospedale ma non versa in gravi condizioni. Agrigento è ancora attonita e incredula per il tragico incidente stradale, costato la vita all'imprenditore Salvatore Lentini di 54 anni e alla pensionata Calogero Liliana Paino di 74 anni. Le dinamiche del sinistro ovviamente sono ancora da chiarire. Come si ricorderà, le 2 persone sono morte e altre 2 erano rimaste ferite
nell'incidente stradale avvenuto lungo la via dei Fiumi all'ingresso del villaggio Mosè. A scontrarsi frontalmente, per causa ancora da accertare, sono state 3 auto, una BMW, una Mercedes e una Volkswagen Lupo. Salvatore Lentini era alla guida della BMW, Calogero Paino invece era sulla Mercedes, che era guidata dal 73enne rimasto ferito. Proprio quest'ultimo era stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio, ferita pure la 51enne che era alla guida della Volkswagen Lupo. E un barchino di 6 metri è affondato ieri sera nelle acque antistanti a Lampedusa. 32 migranti, fra cui 3 donne, sono stati salvati dalla motovedetta della Guardia Costiera. Vi sono però 4 dispersi, fra cui 2 bambini di 6 mesi e di 6 anni, i cui genitori sono sbarcati insieme agli altri 30 migranti a Lampedusa. Gli altri 2, di cui non si hanno più notizie, sono 2 uomini. Intervenga l'Europa, c'è troppo silenzio e troppo immobilismo intorno a questi morti, ha dichiarato il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, eletto sindaco a fine dello scorso giugno. Continua affermando dicendo: in poco più di 5 mesi ho accolto e dato bari a 18 persone, tra cui tantissimi bambini, ma ci sono stati anche dispersi, tantissimi di cui non si è trovato nemmeno il cadavere. Intervenga l'Europa, serve cambiare immediatamente il regolamento di Dublino e serve concretamente una collaborazione tra gli Stati membri. Ci sono 21 persone in ballo e tutte accusate a vario titolo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falso ideologico commesso in atto pubblico, omessa denuncia e ancora esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali del codice navale. A 2 anni dalla chiusura delle indagini a Trapani per il caso delle navi ONG Save the Children e Medici Senza Frontiere, però è tutto fermo poiché per la 3ª volta uno degli imputati, Darius Beigui, capitano della nave Juventa della tedesca Jugend Rettet, che ha chiesto di essere ascoltato, non può essere interrogato. Mancherebbe infatti un interprete che possa tradurre correttamente termini previsti dal codice, secondo quanto riportano le fonti. Lo scorso venerdì il colmo, raccontano invece legali, doveva essere infatti sentito proprio Beigui, uno degli imputati, è arrivato dalla Germania apposta. Come interprete il PM avrebbe però portato un funzionario della polizia in pensione. Non ha alcuna esperienza di interpretariato, spiegano però gli attivisti, come dimostrato in effetti nell'interrogatorio passato, conclusosi in maniera fallimentare. Infatti, dopo 30 minuti l'interrogatorio è stato interrotto e la difesa si è rifiutata di fermare il verbale perché le frasi scritte a loro parere non erano quelle dette dall'imputato. La stessa procura, che si è coordinata con successo con 5 diverse agenzie di polizia, comprese le unità antimafia e servizi di intelligence, per fermare una nave di soccorso, ha ripetutamente fallito nel garantire il diritto fondamentale ad un processo equo. Mi sembra che non vogliano nemmeno sapere cosa ho da dire, avrebbe asserito il capitano alla Repubblica. Nel 2017 la nave della ONG Jugend Rettet soccorse 2000 persone, secondo il PM di Trapani, grazie ad appuntamenti con gli scafisti. Ora il giudice per l'udienza preliminare deve decidere se prosciogliere o rinviare a giudizio l'imputato, il quale appunto non può farsi interrogare se non nella sua lingua. È infatti già la 3ª volta che Beigui si reca a Trapani per essere interrogato. Già 2 interrogatori, il 29/10 del 2022 e il 12/11 di questo mese. Sottolinea ancora Juventa Crew, erano stati interrotti perché la polizia di Trapani non era stata in grado di fornire un interprete adeguato. Questa volta è stato l'ufficio del procuratore stesso a sostituirlo e a condurre l'interrogatorio. Rispetto a questa dura presa di posizione, la procura di Trapani ha diramato un comunicato replicando punto per punto a quanto sostengono invece i legali degli imputati. Ecco cosa scrive in parte il procuratore di Trapani, Gabriele Paci. La Procura della Repubblica di Trapani, a seguito di specifica richiesta dell'interessato, ha inizialmente proceduto a delegare alla Polizia Giudiziaria l'interrogatorio nel rigoroso rispetto del codice di rito, contestando al predetto il fatto reato già contenuto nell'avviso di chiusura delle indagini, debitamente tradotto in lingua tedesca e notificatogli in precedenza.
Successivamente l'ufficio, a fronte di talune doglianze manifestate dalla difesa nell'ambito dell'atto delegato circa le qualità professionali dell'interprete nominato, al solo fine di accertare la verità dei fatti anche attraverso la versione difensiva fornita dall'indagato, provvedeva a fissare un'ulteriore data per l'espletamento dell'interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria. Iuventa, d'altro canto, ricorda che solo il 3% del fascicolo è stato tradotto in una lingua loro comprensibile, escludendoli così dall'effettiva partecipazione ai procedimenti giudiziari, che rappresenta una macroscopica violazione del diritto alla difesa. La scomparsa di Gaia dalla nave, lo straziante racconto della madre, andava a Palermo dai nonni, chi l'ha vista parli, aveva lasciato il fidanzato, stavano insieme da 4 mesi e lei non soffriva il servizio. Mi arriva una telefonata ed era un impiegato della biglietteria di Genova che mi dice lei è Angela Palazzolo. Dico sì, però mi sta telefonando lei, dovrebbe essere lei a dirmi chi è. No, mi ha detto la contatto perché non troviamo una ragazza sulla nave e abbiamo il suo numero e l'abbiamo avvisata. Come non la trovate? Come? Cioè, io mi si è gelato il sangue, mi tremavano le ginocchia, non sapevo cosa pensare. Come non la trovate mia figlia? Poi impotente, non puoi fare nulla. Gaia era tanto tempo che non andava giù, voleva già andare giù tempo fa. Solo che per problemi insomma nostri non riuscivamo, vabbè, gli ho detto andate voi due assieme, fate una settimana e poi tornate su. Andavano a trovare mia mamma che sta poco bene. Lo stesso giorno abbiamo comprato, lei ha comprato i regalini per la nonna, la vestaglia, le pantofole, la maglietta per Natale, ha fatto 2 bustine rosse, 2 confezioni in regalo, una gliela dava Matteo, una Gaia. A Genova sono arrivati verso le 3:30, 4 all'incirca, il pomeriggio. Avevano tanto tempo, quindi avevano pensato di andare a visitare l'acquario, visto che la nave comunque partiva alla sera alle 11. E una volta che erano sulla nave ero tranquilla, dico adesso sono su, sono al sicuro. Poi arrivata a Palermo c'era mio cognato, mio fratello che li rendevano su ed erano già a casa. Da quello che mi racconta Matteo, ho girato un po', però mi ha raccontato pure che lei aveva nausea, un po' di mal di mare. Loro sono andati a dormire. Io presumo che lei magari abbia avuto un po' di nausea e sia andata in bagno. Al risveglio, verso le 6, le 7, giustamente si gira e non trova più la sorella. E da lì inizia a cercare. La prima cosa che trova è la felpa sul sedile del ponte. Ha girato tutta la nave, ha iniziato a cercarla. Quindi ovviamente non trovandola possiamo capire che un ragazzino di 15 anni era sconvolto. Da lì ha dato l'allarme, sapere la verità di cosa sia successo. La felpa è stata ritrovata dal fratello Matteo, mio figlio, sul ponte, sul sedile del ponte 6. L'ha ritrovata Matteo, il quale poi, pensando che che Gaia magari si fosse allontanata per qualche minuto, si è seduto lì e l'ha aspettata per un po'. Dalle 9 alle 10 di mattina hanno iniziato le ricerche. Dicono che sono partite pure le ricerche via mare già la mattina, però se è vero non lo so, e non la trovavano. Io ho avuto poi un messaggio da Matteo che mi diceva mamma scusami, e lì mi sono preoccupata perché mi dice mamma scusami. Magari dico una stupidata e mi fa preoccupare per niente. Da lì gli ho mandato il vocale perché già iniziava ad esserci la linea, perché la nave si avvicinava alla costa. Matteo, ti prego rispondimi, perché mi hai chiesto scusa? Mi hai detto di fare una cosa, mi hai chiesto di fare una cosa, io neanche l'ho fatta. La cosa che gli avevo chiesto, ma gli avevo chiesto a tutte e due, c'è una raccomandazione che ogni genitore può fare ai figli. State attenti, tu guarda tuo fratello guarda te. Nel segno della continuità, torniamo periodicamente a monitorare lo stato della rete viaria e i collegamenti stradali con la provincia di Agrigento. Ho ritenuto necessario e urgente per il territorio agrigentino richiedere un'audizione in 4ª Commissione Ambiente. Sul tavolo proprio un focus sullo stato dei lavori nelle tratte stradali Palermo-Agrigento e Agrigento-Caltanissetta e sullo stato della convenzione tra l'ANAS e i comuni richiedenti per la pulizia delle aree di sosta invase dai rifiuti.
Basta con queste discariche a cielo aperto sulle nostre strade. Avremo così modo di confrontarci e avere aggiornamenti nel quadro complessivo dei cantieri stradali. Lo faremo con l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità, l'onorevole Aricò, dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, dottore Bellomo, e i vertici dell'ANAS. Questa in una nota all'onorevole Agrigentino Savarino. E sono 15 le proposte che verranno presentate domani a Palermo dalla CISL regionale al presidente della regione Schifani in una convention per migliorare la Sicilia al servizio. 15 le proposte per un cantiere Sicilia lanciate al governo Schifani dalla CISL regionale. 15 schede che puntano a rilanciare il dialogo sociale, che spaziano dall'occupazione alla pubblica amministrazione, alle infrastrutture, all'ambiente, al welfare, al caro energia. Le schede sono 15 messe a disposizione di Palazzo d'Orleans affinché il governo e le parti sociali costruiscono assieme un cantiere Sicilia nel segno dell'innovazione strategica, della transizione ecologica, digitale e energetica, dalla coesione, della crescita e del dialogo sociale. Sono queste le proposte che la CISL lancia al governo Schifani a pochi giorni dalle dichiarazioni programmatiche all'ARS, con le quali si è ormai formalmente e pienamente avviata la 18ª legislatura. Le 15 schede della CISL, dall'occupazione alla pubblica amministrazione, dalle infrastrutture all'ambiente, al welfare, al caro energia, saranno illustrate per voce del segretario regionale Sebastiano Capuccio. L'evento si terrà domani a partire dalle ore 10 all'Hotel La Torre di via Piano Gallo a Mondello a Palermo. È lì che il sindacato riunirà i 168 componenti del suo consiglio regionale che arriveranno a Palermo da tutte le province d'Italia a rappresentare la segreteria confederale nazionale Angelo Colombini, che concluderà i lavori che saranno aperti da Capuccio. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. La DMO Costa del Mito è presente alla Fiera Ropero a Milano all'appuntamento dell'Artigiano in Fiera, in uno spazio messo a disposizione dall'imprenditore agrigentino Silvio Alessi della società Meridiana. Un'altra vetrina di eccellenza per le bellezze della Costa del Mito. Le più suggestive immagini della Costa del Mito dallo scorso venerdì e fino al prossimo 11 dicembre sono infatti proiettati su 2 maxi schermi alla mostra a Milano l'Artigiano in Fiera, in corso negli spazi espositivi di Fiera Milano Ropero. Si tratta della vetrina internazionale dell'artigianato di qualità, giunta quest'anno alla sua 26ª edizione. Nei padiglioni, con 2.350 espositori di 84 paesi, sono previsti oltre 1,5 milioni di visitatori. Sono attese anche le più alte cariche dello Stato. La DMO, Distretto Turistico Valle dei Templi, dichiara l'amministratore Fabrizio Lagaipa, è presente per promuovere i luoghi prodotti d'eccellenza della Costa del Mito. Grazie alla società Meridiana Agrigentina e al suo patron Silvio Alessi, che ha offerto questa importante vetrina in sintonia con altre iniziative di promozione condivise con il distretto. In particolare, a girare sui maxi schermi sono le immagini di Agrigento, Aragona, Butera, Campofranco, Favara, Licata, Milena, Naro, Racalmuto, Realmonte, Palma di Montechiaro e Sant'Elisabetta, oltre che dei parchi archeologici di Gela, Agrigento e Selinunte e dei concerti del Festival del Mito organizzati dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi. A fare colonna sonora la suite dei Templi eseguita dai musicisti del Conservatorio Toscanini di Ribera. Il WWF ha celebrato a scuola la Giornata Mondiale del Suolo, tenuto presso l'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle, diretto dalla professoressa Anna Cangarrossa. L'evento è stato organizzato dal presidente del WWF Area Mediterranea, architetto Giuseppe Mazzotti. Il WWF celebra a scuola la Giornata Mondiale del Suolo. Non c'è infatti migliore compagnia di una scolaresca per celebrare la Giornata Mondiale del Suolo, e grazie all'invito della vulcanica dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle, Anna Cangarrossa, abbiamo intrattenuto i ragazzi delle seconde classi della scuola media del Plesso Luigi Rizzo sulla necessità di dare soluzione ai disastri prodotti dall'uomo nell'ultimo secolo. Il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea Giuseppe Mazzotta, dopo aver presentato
La mission del WWF ha spiegato le cause, lo stato attuale e le soluzioni per far fronte al costante aumento di suolo che sempre di più impoverisce le risorse del nostro pianeta. L'attività supporto Empedocle sono state esposte dalla volontaria Erika Zoppo, mentre il direttore della riserva naturale di Torre Salsa, Alessandro Salemi, è intervenuto soffermandosi sul valore di un'agricoltura sostenibile e delle soluzioni da proporre ai tavoli internazionali. Gli alunni hanno ricevuto dal WWF l'attestato di nomina quale guardiani della bellezza, con un'assunzione di responsabilità ben veicolata. E a proposito di bellezza è stata proposta in chiusura una filastrocca sul ciclo biologico delle piante che ha fatto concludere l'incontro con un festoso canto corale. E ciliegina sulla torta il presidente Mazzotta ha consegnato nelle mani della dirigente scolastica Cangarrossa una copia dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco per rafforzare l'idea di universalità del messaggio sulla necessità di curare il pianeta. Noi siamo il futuro che costruiamo. Anche il comune di Racalmuto ha acceso le luci di colore arancione in adesione alla campagna del Soroptimist contro la violenza alle donne e il servizio. Nell'ambito dei 16 giorni di attivismo del Soroptimist Club di Agrigento, con le iniziative di Orange on the World, adesso tappa a Racalmuto per illuminare i monumenti. Un bel momento, scusando con i giochi di parole, è visto anche il periodo di Natale. Sì, per noi è veramente un momento importante per il quale ringrazio l'amministrazione comunale con in testa il sindaco, l'assessore al ramo che tra l'altro è una donna e quindi molto sensibile, ma molto sensibile tutta l'amministrazione su una tematica che raggiunge Racalmuto, lo aveva già fatto l'anno scorso e ancora una volta ci dà la possibilità di colorare di arancione per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa tematica. Racalmuto è importante, è particolarmente importante. Proprio stamattina il colonnello Stingo diceva che la questione della violenza sulle donne è un fatto di cultura. Allora Racalmuto è importante perché è una città che ha un'eredità culturale importantissima e che parta anche da qui l'illuminazione dei nostri monumenti diventa un modo anche per dimostrare che in sinergia con le istituzioni possiamo veramente fare tanto per cambiare qualcosa che nella società deve essere cambiato. Il Comune di Racalmuto ha voluto essere sensibile a questa iniziativa del Soroptimist Club di Agrigento. Come amministrazione comunale abbiamo ben accolto questa iniziativa perché la riteniamo fondamentale per sensibilizzare la società contro il grave fenomeno della violenza sulle donne, perché è anche un modo di, diciamo in un certo senso, solidarizzare con quelle donne che hanno subito violenza e che continuano a subire violenza e infine costituisce un impegno civile per tutta la società contro ogni violenza di genere, perché sebbene molti diritti siano stati proclamati, in realtà occorre ancora lottare tanto per la loro affermazione, purtroppo ancora oggi le donne subiscono violenza, occorre quindi che le nuove generazioni in particolar modo siano educate al rispetto del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione, l'uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di sesso e inoltre al principio della non discriminazione contenuto tra i principi fondamentali della Carta dell'Unione Europea. Ecco quindi che benvengano queste iniziative anche perché dietro ogni femminicidio, dietro ogni violenza sulle donne c'è una duplice responsabilità. Una responsabilità individuale che riguarda chi ha commesso il reato, ma anche una responsabilità collettiva della società. Ed ecco quindi che bisogna sensibilizzare a partire dalla scuola, dalla famiglia, le nuove generazioni per combattere questo grave fenomeno della violenza sulle donne. Noi abbiamo accolto positivamente l'iniziativa dell'associazione perché riteniamo che il tema discusso è un tema che meriti attenzione. Il ruolo dell'amministrazione, simbolicamente illuminare un monumento, serve a porre maggiore attenzione su questo problema. Siamo nel 2022, un anno
che ci mette nelle condizioni di vedere molte conquiste fatte nel tempo, ma purtroppo ancora parliamo di un fenomeno che è così barbaro, perché la violenza sulle donne, la violenza su queste nostre donne in periodi in cui ormai si parla di parità di diritti, di parità di doveri, di ruoli, è una cosa che ci porta indietro nel tempo. Le donne costituiscono una grande risorsa per l'umanità, sono le mamme, sono coloro le quali custodiscono la famiglia, mantengono le tradizioni, sono quelle persone che aiutano i nostri figli a crescere assieme anche ai maschi in una società che vede tutti alla pari. Trattare male le donne è trattare male se stessi. Le persone che fanno violenza alle donne sono persone che sicuramente hanno dei problemi psicologici che vanno attenzionati, vanno curati e vanno messe in grande rilievo, perché non si può concepire oggi, dicevo nel 2022, una società nella quale i diritti debbono essere calpestati e da chi possibilmente a quelle donne ha dato figli, perché molte violenze si maturano all'interno dei nuclei familiari e questo consente alle persone che vogliono fare violenza di mantenere l'anonimato sino al momento in cui magari succede la tragedia. È in arrivo i fondi regionali per gli abitanti danneggiati dal maltempo che ha colpito le località del Messinese. Il prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha voluto verificare personalmente la situazione determinatasi nel corso del nubifragio di sabato sia alle infrastrutture pubbliche che soprattutto a quelle private nel territorio di Milazzo. Accompagnata dai vertici delle forze dell'ordine, dal sindaco Pippo Midili e dai dirigenti comunali, la rappresentante del governo è stata in via Acqueviole e poi a Ciantro, visitando alcune cooperative edilizie che sono state fortemente interessate dagli allagamenti. Il sopralluogo nei garage e nelle cantine ha offerto un quadro desolante. I danni subiti sono stati tantissimi, specie alle autovetture e ai ciclomotori, alcuni dei quali sono inservibili nonostante i proprietari non abbiano ultimato le rate d'acquisto. Una situazione grave, ha detto la rappresentante del governo, che ho voluto constatare in maniera diretta. I danni sono tanti e quindi cercherò anche di sensibilizzare le autorità competenti, qui a Milazzo, così come negli altri centri che andrò a visitare. Il sindaco di Milazzo ha comunicato al prefetto che chiederà lo stato di calamità alla regione, auspicando un intervento dei governi regionale e nazionale per il risarcimento ai cittadini. I danni complessivi tra infrastrutture e beni privati qui a Milazzo superano i 5 milioni, ha detto Midili, e ritengo che sia giusto ristorare chi ha perso davvero tutto. Ho anche informato il prefetto che sempre oggi sarà inviato alla Protezione Civile regionale il progetto definitivo per il convogliamento delle acque meteoriche della piana di Milazzo. Un progetto da 18 milioni di euro che può essere finanziato anche in più lotti, ma che ci permette di intervenire subito sul territorio. Ecco perché, dopo la disponibilità che ci ha dato la Protezione Civile nel corso della riunione di domenica sera a Barcellona, una volta inviato il progetto, attendiamo fiduciosi che sia finanziato. Onorevole, in territorio in ginocchio, l'abbiamo visto impegnata anche col prefetto qui a Terme Vigliatore, una presenza dello Stato, della deputazione regionale massiccia. Quali saranno i primi interventi, le prime mosse? Ma dall'incontro avuto ieri con tutti i sindaci l'ingegnere Cocina è stato chiaro. In questo momento quelle somme urgenza che devono mettere il territorio in condizioni di rifunzionare, di togliere fango e quant'altro. Naturalmente c'è la necessità di una programmazione, parecchia programmazione è stata fatta, ma si è lamentato anche la burocrazia che rallenta i tempi dei progetti e degli interventi. Credo che ci sia anche una problematica di danni ai privati, per questo credo che ci dovremmo fare interpreti e mi dovrò fare interprete in finanziaria di un emendamento. Chiederò al Presidente Schifani di potermi muovere in questo senso e chiederò all'Aula di essere clemente nei confronti di tutti quei privati che hanno ricevuto danni o fatto sopralluoghi insieme alla Protezione Civile, dove abbiamo visto delle famiglie che hanno perso automobili, che hanno perso casa, hanno perso tutto. Questo non è giusto e bisogna provvedere nella maniera più veloce possibile.
Ieri abbiamo assistito anche ad una sorta di dibattito acceso tra i sindaci e il prefetto circa ritardi. La burocrazia si intreccia con se stessa, a volte l'Italia tutta è vittima della burocrazia. Ma i sindaci hanno la pressione addosso, hanno la pressione dei cittadini, hanno la pressione del paese. Io ho sempre detto, quando fanno gli articoli sulla gara i deputati che sono più produttivi, che presentano più disegni di legge, ho sempre detto che il miglior disegno di legge è quello che elimina tutti gli altri disegni di legge, cioè nel senso che sto a aggrovigliarsi di le norme, chi le fa? Le fanno i parlamentari. Sto a aggrovigliarsi di norme continue, naturalmente da passaggi ai vari dirigenti che poi di fatto devono anche interpretare queste norme. Credo che bisogna snellire queste norme sia a livello nazionale sia a livello regionale. Snellire significa poche norme ma chiare, soprattutto quando si tratta di interventi di questo genere. In questo senso bisognerà lavorare sull'impianto normativo e già per quanto mi riguarda già da qualche settimana è al vaglio un disegno di legge che potrebbe, nel settore soprattutto delle alluvioni o eventi calamitosi, avere un risultato migliore rispetto a quello di adesso. E dopo il successo ottenuto lo scorso anno con le finali internazionali disputate dall'IK Center di Malta, dove si sono affrontate nelle varie categorie le squadre della Sicilia, della Grecia e di Malta, a gennaio 2023 avrà inizio la seconda edizione della Mediterranea Padel Cup, ideata dalla Sicily Padel Events. Tante le novità in questa seconda edizione, con quasi tutti i circoli delle varie province siciliane e di alcune città italiane ed estere che hanno aderito all'evento. L'appuntamento è il prossimo 28 dicembre con inizio alle 20 al Macanà di Agrigento, dove si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della competizione. In quell'occasione verrà presentata la maglia ufficiale, i capitani delle squadre partecipanti, i circoli che hanno aderito, i calendari e i partner e a conclusione, oltre a dei gadget, un rinfresco offerto dalla Sicily Padel Event, 16 le squadre della nostra provincia che parteciperanno all'evento sportivo. Bene, passiamo ora alla brillante vittoria della Fortitudo Moncadra contro la squadra del Treviglio, vinta per 67-54. Il successivo impegno della squadra del coach Cagnardi sarà l'infrasettimanale a Piacenza il servizio. La Fortitudo Agrigento ha dominato la partita contro il Treviglio con il risultato di 67-54, conquistando 2 punti d'oro. Ottima la prestazione di Kevin Marfo con 20 punti, 10 rimbalzi e 3 assist. La squadra di coach Finelli riesce a rimontare uno svantaggio di 10 punti nel secondo quarto, portandosi a -3, ma al rientro dagli spogliatoi la Fortitudo non guarda in faccia a nessuno, corre dal primo all'ultimo minuto e ha un giro palla notevole che manda in tilt il Treviglio. 2 punti d'oro, insomma, conquistati contro uno dei roster più forti del campionato. Adesso arriva una trasferta ostica nell'infrasettimanale contro il Piacenza e poi il Casale Monferrato. La Fortitudo arriva in doppia cifra con 10 punti, adesso non è più una sorpresa, ma una realtà concreta di questo campionato. Anche lo stesso coach Finelli a fine partita ha fatto i complimenti al coach Davis Cagnardi e a tutta la società per il lavoro svolto per una parte dominata da Agrigento, per lui un po' bestia nera da quando viene in trasferta al Palamoncada. Soddisfatto inoltre il coach Cagnardi, che ha esaltato la prestazione difensiva della squadra e l'atteggiamento messo in campo dall'inizio alla fine dell'incontro. Sicuramente i ragazzi, a quelli vanno i miei complimenti, hanno fatto un'ottima gara. Avevamo sicuramente preparato tatticamente la partita come si fa sempre, credo che siano, come dici tu, stati bravi a eseguire il piano partita. Non credo però che il piano partita e che tatticamente sia stata la vera differenza che ci ha portato a vincere questa gara. Credo invece che l'attitudine e l'atteggiamento della nostra squadra, soprattutto difensivamente, la condivisione difensiva sia stata notevole, i ragazzi a livello energetico, però questa volta anche dal punto di vista dell'attenzione, della concentrazione, della comunicazione sono stati encomiabili.
chiaramente in un campo come il nostro è una cosa che ti permette di giocare tutte le partite contro tutti gli avversari. Treviglio veniva sicuramente con la forza del proprio organico, però questo lo sanno bene anche loro, è un campionato difficile, è un campionato dove si incontrano squadre strutturate in maniera diversa. La nostra è una squadra particolare che, se riesce a giocare diciamo sui propri ritmi e sulle proprie cose, è difficile da affrontare. Sicuramente il Palamoncada ci ha aiutato, siamo contenti di questa vittoria, era importante. È vero che ci sono squadre sulla carta che possono avere qualcosa in più di noi, Treviglio potrebbe essere una di quelle, però un campionato come il nostro va costruito sui punti in classifica guadagnati in casa. Avevamo già perso con la Vanoli, seppur giocando molto bene, lo sappiamo, avevamo perso una partita con Milano all'ultimo secondo, tra l'altro un po' particolare per dei fischi che c'erano stati un po' avversi, e quindi avevamo il bisogno di recuperare questi 2 punti, e si recuperano contro le squadre forti come Treviglio, vincendo in casa e cercando di fare un ulteriore colpo in trasferta. Quindi faccio complimenti ai ragazzi, tutti quanti si sono espressi molto bene. Chiaramente c'è chi dal punto di vista offensivo ha dato qualcosa in più, è sicuramente una parte importante, però ripeto, credo che difensivamente sia stata un po' la chiave di questa gara, perché abbiamo portato Treviglio a giocare un po' fuori dalle consuete spaziature che sono molto chiare, abbiamo cercato di allontanare un pochettino dal canestro, e questa cosa ha pagato. Poi loro hanno trovato comunque un modo per riuscire a superare le nostre scelte difensive, noi abbiamo cambiato ancora. Quello che non è cambiato è stato l'atteggiamento dei ragazzi, e di conseguenza la partita poi è arrivata a noi, abbiamo gestito l'ultimo quarto, ci è scappato qualcosina alla fine, però insomma era una partita alla fine vinta, quindi ci sta anche un paio di errori di troppo, 3 o 4 azioni dove abbiamo fermato la palla, e devo dire molto bene oggi. Coach, aver concesso così poco a Treviglio nel primo quarto, addirittura 8 punti, è una cosa che ti ha sorpreso? Era il match che ti aspettavi? O è la partita che avevi preparato in questo modo? Ma sai, io ripeto, le partite si preparano, tutti gli allenatori in Italia sono preparati tecnicamente, tatticamente. Noi abbiamo preparato una partita cercando di non approcciarla difensivamente come loro si potevano aspettare, cioè immediatamente con dei campi difensivi che poi comunque abbiamo proposto e hanno pagato. Abbiamo cercato di essere un po' più aggressivi sulla palla. Questa cosa non ha permesso a loro di entrare subito nei vantaggi preparati in settimana, ha dato un pochettino di fiducia a noi, però ripeto non è il piano partita che fa la differenza in queste gare, è la garra dei ragazzi, è l'energia costante, l'attenzione, l'essere squadra. Hanno provato nelle difficoltà, perché Treviglio è una squadra comunque molto fisica ed esperta, hanno provato a condividere la palla in attacco, non sempre è stato facile, non sempre ci è stato permesso, ma anche nelle difficoltà, a parte pochi passaggi, siamo riusciti a farlo. Difensivamente sapevamo che loro magari potevano non avere tantissimi giocatori che dal palleggio potevano inventare, ma provavano a farlo più di sistema, perché sono una squadra ottimamente allenata e ben strutturata da questo punto di vista. Diciamo siamo riusciti, poi loro sono entrati un po' in difficoltà anche a livello energetico, hanno comunque avuto anche qualche problema di infortuni ultimamente e un po' di influenze che hanno fatto un po' calare la loro energia. Noi su questo chiaramente abbiamo basato tanto, soprattutto nel secondo tempo. Il terzo quarto è stato ottimo sotto tutti i punti di vista e ha segnato la partita. Si temeva la fisicità della squadra del Treviglio, ma sto ascoltando ora da lei stesso che la fisicità dell'avversario era da temere, invece nell'ascoltare altre dichiarazioni sento che è prevalsa la fisicità della Fortitudo. Sì, nel senso che effettivamente le nostre qualità anche dal punto di vista atletico sono venute fuori, ma è stata più una questione di ritmo e di velocità, cioè nel senso suddividiamo un po' la fisicità, cioè la stazza, i chili, i centimetri, con quella che invece è l'atletismo. Noi abbiamo cercato di non dare grandi riferimenti, come proviamo a fare spesso per caratteristiche, cioè di avere una circolazione di palla e un movimento di gioco senza palla che non permettesse alla squadra
avversaria, a una squadra avversaria come questa, di inquadrarci individualmente. A volte si riesce, a volte no. In questa partita stessa a volte siamo riusciti, a volte invece Treviglio ci ha preso bene le misure, però diciamo che noi siamo riusciti a mantenere un'energia molto alta per 40 minuti e a cercare, passatemi il termine, di scappare un po' via i corpi avversari, e questo probabilmente è stata una cosa che ha giocato un po' a nostro favore. Bene, questo è tutto per il telegiornale di oggi di TV Notizie, vi diamo appuntamento alla prossima edizione.